In una terra ricca come la provincia di Verona, basta volgere lo sguardo verso la pianura per scoprire perle di grande interesse, che hanno rappresentato in passato e rappresentano tuttora alcune particolarità che contraddistinguono questi luoghi. Tra queste spicca il castello di Bevilacqua, ricco di storia, tradizioni, ma soprattutto di leggende. Una delle leggende più conosciute riguarda la contessa Felicita Bevilacqua, l'ultima discendente dell'antica famiglia. Si narra che la contessa, prima di morire, abbia seppellito una carrozza piena d'oro e di gioielli sotto le mura del castello. Un segreto che, nonostante i numerosi restauri del trecentesco complesso, non è ancora stato svelato. Anche il castello Bevilacqua, al pari di altre fortezze, ha il suo fantasma che si aggira tra le mura, e precisamente quello di Alessandro Bevilacqua. Nella primavera del 1848 il paese e il castello furono messi a ferro e fuoco dall'esercito austriaco, il quale, dopo aver sfondato la porta dell'oratorio privato, profanò la tomba di Alessandro Bevilacqua e ne disperse le ceneri al vento. Da allora si dice che lo spirito vaghi nel castello e che la sua voce si possa sentire tra gli alberi del giardino pensile. La sua, però, è un'anima benigna. Infatti è convinzione che il suo spirito aleggi per proteggere chi al castello viene in pace, accanendosi invece contro chi si avvicina con spirito bellicoso ed ostile. Ma ci sono anche delle testimonianze che raccontano di fatti strani che hanno interessato maggiormente una delle sale, la Sala Felicita. C'è chi giura di aver avvertito rumori di passi, luci che si accendono senza alcun apparente motivo, porte che si chiudono. Altre testimonianze raccontano di correnti di aria fredda, squilli dai telefoni interni le stanze con il conseguente silenzio dall'altra parte della cornetta, rubinetti d'acqua aperti. Nel 2005, nel Salone delle Feste, sono state trovate senza alcun apparente motivo 7 sedie per terra. Inoltre, pare che anche nella chiesetta del castello, a pochi metri dal maniero stesso, si avvertano passi provenire dal soppalco in legno al primo piano, che si collega con la stanza adiacente alla cappellina che ospita quel che rimane delle ceneri di Alessandro Bevilacqua e le spoglie di altri della famiglia Bevilacqua. Proprio a partire dalle leggende e dagli episodi singolari raccontati dalla proprietà, il Ghost Hunter Padova ha deciso di intraprendere diverse indagini strumentali. La notte si avvicina ed ancora una volta siamo alla ricerca di prove, risposte razionali e qualsiasi elemento possa essere utile per spiegare la natura esatta dei rumori e delle sensazioni di cui le svariate testimonianze raccontate dal personale e dai visitatori del castello. Sopra la tavola in fondo c'è una torcia che se tu la tocchi si accende. Ha una bella luce blu con blu per terra. Esatto, prova a toccarla là sopra il tavolo in fondo. Non ti succede niente. È un gioco semplice, prova.
Lucciole. 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 Qua sono stati uccisi i partigiani dei tedeschi. Questo veniva da qua. Sì. Lo credo anch'io. Chi ha parlato? No, era la credenza vicino a me. L'altra volta che eravamo qui abbiamo sentito dei passi e la luce quella lì si è accesa, quell'altra, e non c'era nessuno. Riesci magari a passare nella stanza vicina in modo che si accendano le luci? E questo è una cosa.